Beh, lavorare al Pirandello è sempre un grande onore, un grande piacere perché è un bellissimo teatro. Conto che lo teniate da conto, nel senso che scusate il gioco di parole, ma è importante salvaguardarlo il più possibile. Il pubblico è stato meraviglioso, noi siamo molto contenti, torneremo, spero, chi lo sa, in futuro per occuparci di un altro spettacolo, sempre qui ad Agrigento. La coca la prendo io. Molto bene, allora una bella Coca-Cola calda per il nostro amico poliziotto Murray. Non hai fatto ancora riparare il frigorifero, sono 2 settimane che il frigorifero è rotto. Ecco perché c'è puzza qui dentro. Roy, se io sopportassi i rimproveri sarei ancora felicemente sposato con la mia ex moglie. Vuoi qualcosa da mangiare? Assolutamente sì, è molto importante per un teatro oggi, per una compagnia teatrale avere una casa e per chi ha una casa avere una compagnia teatrale e viceversa, quindi è un do des, diciamo, però che è utilissimo per il prosieguo della vita del teatro, perché altrimenti non si esce da un vortice che si è creato nel corso di tanti decenni e che ha penalizzato molto il teatro privato. Non fatelo rientrare in bagno! È un protocollo. Ma Lasciatemi andare! Oh, santo cielo! È una cosa mia, va bene? Ci devo pensare io! Sì. Lasciatemi andare! Prima volta ad Agrigento, prima volta al Teatro Pirandello, beh, insomma, contentissimi perché è un pubblico pazzesco, attento, caloroso, insomma, noi abbiamo bisogno di queste cose e spero che, insomma, che ci invitiate, si dice così, sì, anche per le prossime stagioni perché, insomma, poi vabbè, Pirandello, Agrigento, la Sicilia, i figurini. Una fortuna nati, uomo fortunati! Uomo fortunati! Stavo giusto spiegando al mio amico Felix come ci siamo conosciuti. Chi è? Felix? Certo, tu scusa me. Tu sei successo ancora stamattina? Cosa? Siamo contenti di partire da qui, di aver fatto l'allestimento qui, insomma era come dire il clima giusto per riassemblare le forze e ripartire e mi sembra che, insomma, siamo ripartiti alla grande. No, Felix è veramente insopportabile nella sua ultra come dire, precisione, troppo. Io sono ordinato, insomma, negli anni poi lo sono diventato di più, ma non come Felix, per carità di Dio.